Allora signori, noi abbiamo specialità lumache. Le lumache le servite su un tegamino speciale senza guscio, gratinate al forno alla bourguignon. Se le mangiate in giro per il mondo poi non bisogna assaggiarle. Però adesso abbiamo preparato anche dei fiori di zucchine cucinati a vapore ma non troppo, ripieni di cotramaghe e altre spezie, una salsicina e pomodoro fresco e basilico gratinate al forno. C'è il baccalà mantecato con solo olio di semi di girasole con crostini di polleggina croccante. C'è un'insalatina di piovra ben cotta a vapore tenerissima, abbinata alle insalatine di patate cornette, che è una nostra patata, e altre verdurine servite a tiepida. Oppure c'è una tartare di gambero viola siciliano abbattuto condito col frutto della passione, una tartare di carne di Angus piccolina di antipasto senza gofri, cosinica e burro. C'è un ottimo carpaccio di melanzane, quelle viola fatte alla griglia, non fritte, poi messo sul piatto un po' di pomodoro, mozzarella, basilico, origano e parmigiano e gratinate al forno. Abbiamo parlato delle lumache, fiori di zucca, baccalà mantecato, insaltina di piovra, tartare di gambero, tartare di carne e il carpaccio di melanzane. Mi dica uno, signore, uno di questi, dai. Sì. Un baccalà. Un mantecato, due mantecato. Due mantecato, un'insalatina, no, piovra, la grazie. piovra, va bene, sì. Dopo mi fai un assaggino di primo piatto, che è la mia specialità in qua, un risottino vegetariano alla Giorgio con la rapa viola, patata viola che è una nostra patata e altre cosette insieme ai semi di papavero tostato, 3 mezze porzioni. E se no deve pasta? Ma di pasta posso fare una pappardelle con ragù della nonna, oppure potrebbe essere le penne. Pappardelle. Va bene, E se no penne alla Giorgio con pomodoro, basilico, olio d'oliva, speck, ricotta affumicata. Non so, questo è più ragazzi. Il ragù della nonna io come? È un ragù fatto a bassa temperatura per ore e ore cotto, come i sei vecchi. Vari. Non per me. No? Tu cosa? Gnocchi? Sì, altro che. E allora dei gnocchi prendo. Tu prendi gnocchi? Sì. No. Con ragù? Gnocchi Sempre con ragù della nonna. Ragù della nonna? Sì. Dopo invece i secondi piatti ne abbiamo preparato come facciamo durante l'estate, ma vi racconto i piatti che ho dopo, guardi, scegli quel che vuoi. E ora mi ho 4 piatti non caldi ma neanche freddi. La specialità ultima è il coniglio tonato, cioè il coniglio disossato rosso al forno, poi delle fettine fine condito a salsa del tonno sopra e sotto, patatine al forno. C'è un ottimo rosso di farina inglese cotto a bassa temperatura sotto vuoto e naturalmente tagliato sottile con olio, limone, pepe, salsa, di grano e le tiglie ricoperite a primo taglio. Abbiamo 2 carpacci di Black Angus Premium, uno leggermente affumicato strepitoso, uno non affumicato, tutti e 2 conditi come il rosbif con le patatine al forno. Piatti caldi abbiamo il coniglio disossato rosso al forno, la guancetta di vitello brasata al forno, c'è anche uno spezzatino di guancetta di vitello fatto in umido con funghi e la polentina. Abbiamo un baccalà che fa tutto l'anno, che quando era a 40 gradi fuori, tutto l'anno baccalà alla vicentino con la polentina fresca all'onda. Oppure abbiamo carne alla griglia, come naturalmente la specialità è la steccata di Angus alla Giorgio, una bistecchetta alta così da cui viene tagliata fino a fine in piedi, viene un po' speziata, poi steccata e fatta alla griglia. Questa è una carne morbidissima, va servita abbastanza in brio di cottura. Oppure c'è la tagliata di Angus a Robespierre, stessa carne fatta intera alla griglia, tagliata a fettine dopo, posata solo le tin, hai visto qua? Posata solo le tin di rucoetta, patatine e verdurine al forno. E noi abbiamo parlato dei 4 piatti non caldi, dal coniglio tonato, rosbif all'inglese, il carpaccio affumicato, l'altro carpaccio non affumicato, la guancetta di vitello al forno, c'è lo spezzatino di guancetta di vitello fatto in umido con funghi e la polenta, il baccalà vicentina, c'è anche una tagliata di tonno. Spezzatino. Sì, è una cosa di guancetta lì, come il burro, funghi ciolini. Va bene. Ma io c'è un bisteccone, qualcosa. No, te fai la steccata. Steccata, sì, e l'avevi già mangiata. E te fai la tagliata, è la stessa carne. Ecco, fammi la tagliata. La Robespierre, si chiama Robespierre. Un po' il sangue più? Sì, grazie. Va bene. E mi testera. Va bene, ok, sempre un po' il sangue? Sì. E patate qui al forno che le bollite. Arriva tutto, ok? Per il vino poi ti mando Mario. Grazie mille e viva!